27enne di Scorzè, scomparso sul massiccio del Lago Rai in Trentino, ore di angoscia per i familiari di Nicola Spagnuolo, finora ricerche senza esito. Fine settimana di violenza a Venezia in terraferma, a Mestre, un accoltellamento, domenica un'aggressione, sabato sera. Bisarca in fiamme col suo carico di 8 auto questa mattina sul passante tra Preganziole e Martellago, illeso l'autista, massiccio intervento dei vigili del fuoco, circolazione chiusa in direzione Milano. Piazza San Marco ancora sotto l'acqua alta, ennesimo disagio per le attività commerciali che si stavano riprendendo dal Covid e ora sono in crisi per l'aumento delle bollette e delle materie prime. Presentato l'avvio di uno studio di fattibilità per il ripascimento delle spiagge del litorale veneto, anche sulla base di iniziative di altri paesi europei come l'Olanda. Studenti universitari in mobilitazione a Venezia e pronti ad accamparsi nella sede centrale di Ca' Foscari per chiedere più aule, più biblioteche, più mense e più case. Una tartaruga di 50 kg è stata trovata morta al lido di Jesolo, è stata affidata agli esperti dell'Università di Padova per ricerche scientifiche. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare con i molti servizi, molti temi di questa sera, vi ricordo il sondaggio di questa sera, il cui esito come sempre conosceremo poi nel corso di Ring. È nato il nuovo governo, il governo Meloni. Vi piace? Cosa ne pensate? 0422 1626 691 per rispondere di sì, 0422 1626 690 invece per rispondere di no. Come detto, se ne parlerà questa sera in prima serata nel corso di Ring. Ora la cronaca: da 2 giorni non si hanno più notizie di un escursionista di 27 anni di Scorzè scomparso sabato sera sul massiccio del Lago Rai in Trentino. Si tratta di Nicola Spagnuolo, lo vedete nell'immagine, alto 1,74 m, 70 kg, barbetta, capelli lunghi. A dare l'allarme 2 escursionisti che hanno trovato lo zaino che il giovane ha lasciato nel bivacco Paolo Nicola a 2100 metri di quota. Sopra lo zaino un biglietto scritto dal 27enne nel quale era indicata la meta della sua escursione, Cima Cece, con i suoi 2754 metri di quota, e la vetta più alta del Lago Rai. Finora ricerche senza esito, l'auto del giovane è stata ritrovata, si trovano sul posto i familiari assistiti dal team degli psicologi dei popoli. Naturalmente chi avesse notizie è pregato di contattare i carabinieri di Cavalese. Fine settimana di violenza a Venezia e in terraferma a Mestre, un accoltellamento ieri e un'aggressione la sera precedente. Sentiamo i dettagli. Sangue durante il festival al Parco Albanese di Mestre. Domenica sera verso le 23, davanti a centinaia di persone, un uomo avrebbe colpito un altro alla gola con un oggetto tagliente. Non è chiaro se un coltello o cocci di vetro. Qualcuno ha cercato di tamponare la perdita di sangue mentre venivano allertati soccorsi e forze dell'ordine. La polizia è arrivata poco dopo sul posto e il presunto aggressore è stato fermato nelle vicinanze dai militari della Guardia di Finanza e messo in stato di fermo. Potrebbe dover rispondere di lesioni aggravate, ma non è escluso che possa essere accusato anche di tentato omicidio. Il ferito invece è stato soccorso dall'ambulanza e portato all'ospedale, ma non risulta essere in pericolo di vita. Sconosciuti al momento i motivi del gesto, i 2 protagonisti della vicenda sono entrambi stranieri. L'organizzazione ha fermato l'evento. Difficilmente, hanno scritto, questo parco farà ancora parte del nostro tour in futuro. Solo la sera prima, questa volta a Venezia, in campo San Geremia, un ragazzo sarebbe invece stato picchiato per aver tentato di difendere la fidanzata molestata e presa di mira da un gruppo di persone. Tutti giovani, secondo le prime testimonianze, in preda all'alcol. Calci e pugni sul corpo e alla testa del ragazzo finché è finito a terra quasi privo di sensi. Il padre avrebbe inseguito il gruppo alla stazione dove si erano diretti dopo l'aggressione, dando l'allarme alla Polfer. Una Bisarca in fiamme con il suo carico questa mattina sul passante tra Preganziole e Martellago, illeso l'autista.
Paura poco dopo le 5 di questa mattina lungo il passante di Mestre, tra gli svincoli di Preganziola e Martellago ai confini tra le province di Treviso e Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la carreggiata in direzione Milano per l'incendio di un camion Bisarca carico di 8 autovetture che sono andate bruciate insieme al mezzo. Illeso l'autista che è sceso dall'abitacolo in tempo per evitare conseguenze. I pompieri sono arrivati sul posto con un massiccio dispiegamento dalle sedi di Mestre e Treviso. In campo 2 autopompe, 2 autobotti e 14 operatori che sono riusciti ad avere la meglio sul rogo impiegando la schiuma. L'incendio ha però distrutto la Bisarca e il suo carico. Malgrado si trattasse delle prime ore del mattino, il rogo ha creato disagi al traffico autostradale. Durante le operazioni di spegnimento, la circolazione in direzione ovest è rimasta bloccata. Al vaglio ora dei tecnici dei vigili del fuoco le cause che hanno originato l'incendio. Sul posto immediato anche l'intervento di polizia stradale e personale autostradale di CAV. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 8 con il completamento delle operazioni di spegnimento e raffreddamento dei mezzi incendiati. Ora la politica regionale. Al tavolo di partenariato si discuterà anche di addizionale IRPEF. L'assessore regionale al bilancio dice prima di fare questo passo ci si confronterà con le parti. Conto alla rovescia per il tavolo di partenariato in cui la Regione presenterà l'aggiornamento sul PNRR, argomento all'ordine del giorno, ma che sarà anche l'occasione, come annunciato nei giorni scorsi dalle parti in causa, per discutere dell'introduzione o meno dell'addizionale IRPEF in Veneto. Faremo vedere il punto della situazione e comprendere se le risorse che il Veneto si merita di avere stanno arrivando nel tempo, con la preoccupazione che il 2026 è dietro la porta. Che è l'anno in cui bisogna fare le opere e ricontarle, se no si rischia di perdere risorse. Poi se nel corso della discussione dovesse emergere anche quello che è emerso nel corso del precedente tavolo, io credo che il Presidente cercherà di comprendere qual è l'orientamento delle associazioni di categoria, dei sindacati, e da lì cercheremo di capire se è il tempo o meno di un addizionale IRPEF. Nei giorni scorsi il governatore si era detto contrario alle tasse, ma se tutti al tavolo si fossero trovati concordi non avrebbe escluso la possibilità di introdurre l'addizionale. Unica regione in Italia a statuto ordinario che non tassa i propri cittadini con l'IRPEF, e quindi prima di fare un passo come questo credo che giustamente voglia che sia largamente, se non in maniera unanime e condiviso, proprio perché ne va meno dello sforzo che è stato fatto nel corso di questi anni di far sì che la nostra regione, attraverso una razionalizzazione dei costi, potesse non applicare l'addizionale IRPEF. Ora in piazza San Marco, ancora sotto l'acqua alta, ennesimo disagio per le attività commerciali. 100-200 episodi all'anno sono una piaga difficile da contenere, soprattutto appunto per i piccoli imprenditori nostrani. Ciò che per i turisti rappresenta un pittoresco fuori programma, per chi lavora qui è più di una semplice seccatura. Piazza San Marco è nuovamente sott'acqua. L'area marciana è una delle più basse di Venezia. Per allagarla è sufficiente un'alta marea di 83 centimetri, troppo pochi perché si sollevi il Mose, ma tra qualche anno dovrebbe essere pronta la soluzione. Finalmente si parla della messa in asciutto della Piazza San Marco. I lavori dovrebbero partire intorno alla metà di novembre, lavori che dureranno qualche anno purtroppo, quindi ancora qualche anno da soffrire, però insieme al Mose, che negli ultimi anni ci sta difendendo dalle acque alte eccezionali, iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Attorno alla basilica si sta concludendo la posa delle paratie che intanto ripareranno la chiesa dall'acqua alta. L'acqua granda del 19 e soprattutto la crisi del Covid sono state pagate da Piazza San Marco con la chiusura del 30% delle attività. Ora il caro bollette e il rincaro delle materie prime vanno a colpire i primi segnali di ripresa che si stavano manifestando in questi mesi. Si rischia nuovamente che qualcuno debba abbassare la saracinesca. Qualcuno purtroppo ne parla, anche perché ricordiamo che qui abbiamo dei costi enormi, abbiamo gli affitti, la COSAP ormai sono entrate a regime, quindi i debiti che sono stati accumulati in questi anni non è che siano spariti, non sono ancora arrivati i rimborsi dei soldi che sono stati tirati fuori per i restauri che abbiamo dovuto affrontare dopo l'acqua grande del 2019, quindi la situazione per tantissimi è veramente complicata. Presentato oggi l'avvio di uno studio di fattibilità per il ripascimento delle spiagge del litorale anche sulla base di iniziative di altri paesi europei.
Le nostre spiagge sono ovviamente un elemento sensibile, molto delicato e che è sotto attacco da parte dei cambiamenti climatici, nel senso che abbiamo da un lato i fenomeni intensi di mareggiata che vanno a erodere le spiagge più di quanto accadeva in passato. Dall'altra parte abbiamo che nel corso degli ultimi decenni le spiagge non subiscono più un ripascimento naturale attraverso l'apporto di materiale che arrivava alle foci attraverso i fiumi. Proprio per trovare soluzioni concrete a medio-lungo termine è stato avviato uno studio di fattibilità presentato a Palazzo Grandi Stazioni per dare il via a un progetto pilota di ripascimento delle spiagge del litorale veneto. Presente anche l'eurodeputata Conte, che si è fatta portavoce dell'iniziativa con l'Unione Europea per vagliare la disponibilità eventuale di finanziamenti comunitari. È un progetto pilota, è un progetto sperimentale per capire la fattibilità e l'utilità di quello che andremo a fare. È fondamentale per il nostro Veneto e anche, come ho detto prima, sono stata contattata già dal governatore Fedriga, ma intanto partiamo dal Veneto, che è il punto di partenza fondamentale per me. Il progetto, nato qualche mese fa a partire dallo studio delle iniziative portate avanti negli altri paesi europei, coinvolge anche la conferenza dei sindaci del litorale e la Camera di Commercio, ma è stato fortemente voluto anche da Union Mare. Noi crediamo sia giunto il momento che questa azione debba essere fatta anche e soprattutto per mettere in sicurezza le aziende che insistono in quel comparto. Il Covid ci ha insegnato che il turismo è una forma di economia reale nel senso letterale del termine, che si sviluppa, si produce su questo territorio, che ha delle importanti ricadute sociali ed occupazionali. Ci rendiamo conto che da soli si fa fatica, ci sono degli obiettivi talmente oggi grandi e difficili da raggiungere, ma non solo per risorse, anche per individuare le soluzioni tecniche più opportune, che bisogna assolutamente giocare in squadra. Ancora la cronaca, ignoti si sono introdotti stanotte all'Istituto Superiore Fermi Venier di San Polo a Venezia. Forzata la porta d'ingresso, hanno rubato un proiettore e un PC portatile. Prima di andarsene hanno svuotato uno degli estintori antincendio sul pavimento del salone, poi su scrivanie, fotocopiatore e distributore automatico. Il dirigente scolastico ha sospeso l'attività didattica, è stata presentata denuncia alla polizia. E studenti universitari invece in mobilitazione a Venezia e pronti ad accamparsi nella sede centrale di Ca' Foscari per chiedere più aule, più biblioteche, più mense e più alloggi. Il 25 ottobre gli studenti del collettivo universitario LISC predisporranno a Ca' Foscari un'aula studio aperta tutto il giorno per denunciare le mancanze di spazi e servizi di cui soffre l'Ateneo. In serata si completerà la stesura di un documento cui in questo mese hanno contribuito centinaia di studenti, che sarà consegnato al Senato accademico del giorno seguente. Porteremo anche delle tende, ci accamperemo sotto al rettorato per denunciare anche la mancanza di politiche abitative adeguate nei confronti degli studenti e aspetteremo in presidio permanente il Senato accademico. Alla rettrice verrà chiesto di fissare un tavolo di discussione sulle idee, proposte e rivendicazioni degli universitari raccolte nel documento. Abbiamo iniziato infatti l'anno accademico all'interno di aule sovraffollate che non sono abbastanza capienti per gli studenti e le studentesse, che si trovano infatti a dover seguire le lezioni sedute per terra o addirittura fuori nei corridoi. Poi ci troviamo in biblioteche che necessitano ancora di un sistema di prenotazione. La denuncia degli studenti, che contestano anche la chiusura alle zattere dell'aula autogestita per svolgere attività di associazionismo, avviene sotto alle finestre chiuse e davanti alle vetrine coperte da pannelli di compensato dell'ex residenza ESU di Campo San Tomà, un edificio di Ca' Foscari in disuso. È difficile per uno studente trovare alloggio a Venezia? È difficilissimo, da un lato il mercato degli affitti è altamente proibitivo e dall'altro lato l'università risponde con delle residenze studentesche che sono assolutamente troppo costose. Cambiamo pagina, un grosso esemplare di tartaruga caretta è stato recuperato senza vita all'altezza della Torretta 25 vicino al villaggio Marzotto di Jesolo. Eccole qui le immagini. In tarda mattinata gli operatori dell'Università di Padova hanno recuperato la tartaruga lunga mezzo metro, circa 50 kg di peso. È stata trovata in questi giorni, era stata trovata senza vita al lido di Jesolo ma in buono stato di conservazione. Quasi certamente il decesso è avvenuto per cause naturali. La Guardia Costiera ha immediatamente informato l'Università Patavina per il recupero e le successive ricerche in campo biomedico.
E grande successo a Venezia per la 36esima edizione della Venice Marathon, 15.000 i corridori presenti tra maratona e mezza maratona, con 2 ore 8 minuti e 10 secondi. L'ugandese Solomon Mutai ha siglato il nuovo record della gara. Tante persone, anche tanti cittadini veneziani, mestrini che hanno con passione partecipato, quindi siamo davvero contenti. Colori, divertimento, sorrisi, passione, e viva la Venice Marathon, viva Venezia. Una meraviglia, un percorso spettacolare, l'ho corsa tutta bella regolare, devo dire che arrivare a Venezia ha avuto il suo fascino. È la prima nostra maratona qua a Venezia. Siamo di qua e la più bella del mondo. Spettacolo. Pazzesca. Sì, è la nostra prima, quindi tosta, però veramente incredibile. Cioè, quando arrivi a Venezia, veramente, dimentichi le gambe, tutto cuore. Splendida, splendida. Un paesaggio meraviglioso, impegnativo, faticoso, ma ce l'ho fatta, sono felicissima. Al prossimo anno. Quest'anno sono 100 anni della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, quindi io ho corso per tutte le donne in rosa, per tutte le donne che stanno lottando per la loro vita. Abbiamo fatto un record di presenze, proprio la gente è speciale, la città è bellissima, no? Ma le persone sono più belle ancora. Un'edizione memorabile, un'edizione che rimarrà nella storia della Venice Marathon e, se permettete, credo anche un po' nella storia dello sport di questa città, di questo territorio. E ora parliamo di un altro sport invece che sta coinvolgendo sempre più persone di tutte le età, è il padel, che in questi giorni è arrivato a Mestre. Lo sport fa sempre bene, qualsiasi tipo di sport, alla mente e al corpo, e col padel vi assicuro ci si diverte. È lo sport del momento, preferito da celebrità e giovani influencer, ma soprattutto tanta gente comune, visto che può essere praticato da tutte le generazioni. È il padel, derivato dal tennis, ma con una racchetta rigida e una palla a compressione inferiore che permette maggior controllo dei tiri e dei rimbalzi sulle sponde. Una disciplina che si presta a diversi contesti, anche come stimolo ad una nuova idea di rigenerazione urbana. Abbiamo avuto dai bambini, il papà con il figlio, il nonno che è venuto col nipote, un target molto molto ampio anche di nazionalità, per cui non solo italiani, ma ad oggi sono 9 gli stati presenti che hanno giocato all'interno di Padel Machine. A Mestre in questi giorni la promozione del padel è diventato un vero e proprio successo, che anticipa anche una gara aperta a tutti ed inclusiva per la disabilità, con il coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio. Sabato 29 si terrà alla Porta di Mestre Cup, un torneo amatoriale dove tutti i giocatori potranno mettersi alla prova, perché il bello dello sport è anche la competizione. Era l'ultima notizia per questa sera e vi ringrazio per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso e subito le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'autunno resta in stand-by, messo in pausa da un poderoso anticiclone che ormai da giorni porta a tempo stabile e un caldo anomalo. Il dettaglio di martedì 25 ottobre. Sul Veneto condizioni in prevalenza buone, con cielo al massimo poco nuvoloso, a tratti localmente coperto per nubi irregolari. Graduale aumento delle nebbie in pianura e anche in qualche fondovalle nelle ore più fredde della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 8 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove vedete avremo una maggiore variabilità. Fino al primo mattino cielo nuvoloso con piogge a carattere sparso. Nelle ore centrali generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime intorno ai 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Le nubi tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata a partire da nord, lasciando spazio al sole. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.